becca problemi di freddo. E qui gli antichi mestieri tornano a vivere. Lei è il fabbro? Sì, buonasera. È il fabbro anche nella vita di tutti i giorni? Sì, sì, sì. Come si lavora il ferro? Come si procede? Intanto bisogna riscaldarlo, quindi. E beh, sì, è chiaro, prima bisogna preparare, chiaramente questo è il vecchio sistema, perché oggigiorno questo non si usa più, perché è carbone fossile questo, perciò è fra virgolette anche tossico. E là c'è la manovella per... Sì, sì, questo perché non c'era la corrente e allora bisogna girare perché questo ha bisogno di soffiare, ha bisogno d'aria, insomma, tipo un asciugacapelli, diciamo. Complimenti. Allora, qui siamo all'interno del presepe vivente. Comincia quando portiamo quella luce nelle nostre case. Quando cerchiamo di Il dire presepe vivente di Venetico Superiore, dove ci sono gli antichi mestieri. Salve! Ma qui cosa state facendo? State ricamando? Chiacchierino, Comincia quando Lei? punti in croce, sappiamo riconoscere la bellezza. Ma che età hai imparato? a 7 anni. Complimenti, e continua ancora. Sì, sì, Il presente Complimenti. sono vecchie. che ogni cuore può diventare, Vediamo se riusciamo. che ogni vita, Qui c'è anche la più nascosta, può contenere la Maida, vediamo. Dio. La luce preparare splende nelle tenebre e le il pane come una volta. non l'hanno vinta. E allora andiamo I vicoli di questo con occhi nuovi, borgo con mani aperte, tornano a vivere con il cuore acceso. grazie al Il presepe Natale vivente. è nato dentro di noi. Seguiteci. Per chi ha perso le prime 2 giornate, l'appuntamento è per il 4 e il 6 gennaio, quindi con il nuovo anno altre date del presepe vivente di Venetico Superiore, un bellissimo borgo che vi invitiamo a visitare qui in Erode. Fateci sapere da dove ci state guardando, scrivete nei commenti anche quali sono le vostre impressioni su questo presepe vivente che vi stiamo mostrando. E qui anche l'angolo dove si prepara la ricotta, la fagiolata. Un intero quartiere che torna a vivere proprio grazie al presepe vivente. Un plauso va a tutti i volontari dell'Associazione Venetico per Tutti che hanno organizzato tutto questo. E li ringraziamo anche per averci contattato e per permetterci. Sì, Come si fa il sapone? il sapone si fa con l'olio, con acqua, poi ci vuole la vigirega e la soda. Quindi questa è la versione del sapone a caldo. A caldo, sì. Ah sì, sì, a caldo, a caldo. Quanto tempo ci vuole? Un 2-3 orette. Allora, è difficile, però alla fine il risultato finale è questo che... E lì sotto è stata preparata la ricotta fresca. E qui anche naturalmente la scena della natività. Vediamo se riusciamo a mostrarvela. Vediamo se riusciamo a entrare. Intanto salutiamo Marianna, ci chiede dove si trova in Sicilia. Siamo a Venetico Superiore, in provincia di Messina. Un bambino vero in
interpreta la parte di Gesù. Un bellissimo presepe Grazie. che tornerà anche nei prossimi giorni, nei primi giorni del 2026. Giorno 4 e giorno 6, sempre dalle 17 alle 20. È stato organizzato da chi questo presepe? Associazione Venedico per Tutti, in collaborazione con la parrocchia e con l'MCL di Venedico. Tutto è stato curato, veramente nei minimi dettagli. Grazie. Denota l'amore per il paese. Grazie. Marica, diciamo dove ci troviamo. E allora siamo a Venedico Superiore, 11ª edizione del Presepe Vivente. Vi aspettiamo giorno 4 e giorno 6 con le ultime 2 giornate. Questo è il quartiere della parte bassa di Venedico Sì, Superiore. questa qua è la parte bassa e la parte più antica del piccolo borgo di Venedico Superiore. È una strada un po' non di passaggio e noi abbiamo voluto fare e ricreare la piccola Betlemme, ecco. Quindi tutti sono casette reali che avete ripristinato per Sì, l'occasione. sono piccoli catoi, piccole case che i proprietari ci hanno gentilmente concesso per l'edizione che è arrivata all'11ª del Presepe Vivente. E in questo presepe si possono anche gustare i sapori autentici, perché ti abbiamo visto prima all'opera con la fagiolata. Sì, prima ero alla fagiolata che purtroppo è finita per la tanta folla, tanti visitatori stasera non ce l'aspettavamo e sono contenta. Poi c'è la pasta fritta, il pane caldo, le bruschette col pomodoro, il macellaio che fa il salame, lardo, bruschette con lardo, il salame col formaggio. Tutto è ingresso libero. Tutto ingresso libero. Se qualcuno poi alla grotta vuole lasciare qualche offerta la lascia, e se no noi siamo ben contenti così, ecco. C'è tanto lavoro dietro, ma anche tante soddisfazioni per il risultato. Esattamente, tanto lavoro e tantissime soddisfazioni, soprattutto quest'anno. Io non me l'aspettavo, ma sono davvero contenta. L'appuntamento allora lo ricordiamo. Appuntamento a domenica 4 gennaio 2026 e martedì 6 gennaio 2026 con l'ultima giornata del Presepe Vivente. Venedico Superiore. Venedico Superiore. Ciao. Grazie Marica e Ciao, complimenti ciao a te amici e della a Sicilia, tutti i volontari dell'Associazione Venedico per Tutti, tutti coloro che hanno dato il proprio contributo per rendere possibile tutto ciò. Noi amici vi salutiamo da questo borgo, andate a vedere anche in video un'altra diretta che abbiamo preparato e poi i servizi anche su Onda TV che saranno trasmessi nei prossimi giorni. Un abbraccio a tutti voi, amici di Bella Sicilia, siete in tanti che ci seguite, milioni avete scelto di sostenerci e se volete ancora aiutarci basta condividere i nostri video, lasciare un commento, un mi piace e naturalmente se organizzate qualche evento contattateci, cercheremo di essere anche da voi per raccontare la nostra bella Sicilia nel mondo. Un caro saluto a Mary, un caro saluto a Marianna e a tutti gli altri amici che si sono collegati in questa piccola diretta da Venedico Superiore e naturalmente noi vi auguriamo ancora buone feste e buon anno.